Se la Lega dovesse ricandidare Elena Pavan, impegno per Bassano, cosa fa? La nostra presa di posizione, e anche quella del sottoscritto, è quella che non ha condiviso modalità e metodo dell'amministrazione Pavan, quindi la vedo, impraticabile. Patti chiari, amicizia lunga. Anzi, solo patti chiari per Roberto Marin, che mette in riga quel che potrebbe succedere e quel che non succederà al momento del voto. Insomma, se il titolo del film è Impegno per Bassano, il sottotitolo è Ma non per Elena Pavan, alla cui amministrazione arriva una bocciatura indiretta da parte dell'ex vice sindaco. Si guardo più al progetto, si guarda più a effettivamente a una soluzione rispetto ai problemi cronici che ci sono in città, che hanno bisogno di risposte immediate e anche a riconsegnare la città perciò a quello che si merita e che Bassano è. La domanda a questo punto è d'obbligo. Roberto Marin tornerà in campo per le comunali? La valutazione che sto facendo è sicuramente di essere più vicino a un impegno, però ribadisco, la prudenza mi impone anche di avere un quadro della situazione effettiva di quali potrebbero essere gli scenari per il 2024. La strada è lunga e non sono escluse alleanze, ferma restando l'affermazione molto chiara sul candidato della Lega. L'importante, anche per Marin e i suoi, è il progetto, alla faccia di chi sta facendo solamente il mercato delle figurine. Ritengo che il 2024 sia l'anno zero per la città di Bassano del Grappa. È ora che vi sia la cosiddetta buona politica. Questo progetto che guarda la città di Bassano del Grappa, ai bassanesi, agli interessi dei nostri bassanesi, agli interessi e alle priorità necessarie per scrivere un nuovo futuro che faccia attenzione e renda vivibile la nostra città ai nostri anziani e che soprattutto faccia delle strategie per i nostri giovani, per le future generazioni.